Sventola alta la bandiera del Veneto dal Palazzo Comunale di via General Giardino. Siamo a Romano Dezzelino e anche questo palazzo municipale passa la prova. Anzi, a Romano in questi giorni proprio il tema dell'identità regionale è al centro di una serie di incontri dedicati al prossimo appuntamento referendario del 22 ottobre. Abbiamo deciso di portare anche a Romano un po' di informazione e quindi di promuovere 3 serate informative per il referendum, per dare anche ai nostri cittadini la possibilità di informarsi e decidere consapevolmente se il referendum per l'autonomia del Veneto è qualcosa che li interessa e che può dare anche loro un'opportunità di cambiare qualcosa. 3 gli incontri in programma, il 6, l'11 e il 18 ottobre tra Fellette, Romano e San Giacomo. Si comincia domani alle 20:45 con il capogruppo della Lega Nord in Regione, Nicola Finco, e Florindo Gazzola, esperto di storia veneta. Abbiamo deciso di promuovere queste 3 serate appunto per informare quelli che ancora non hanno deciso ed invitarli a un voto consapevole. Andiamo ad incontrare 3 esponenti politici favorevoli all'autonomia e quindi per il sì e un esponente favorevole all'astensionismo. In questo modo andiamo a dare a tutti l'opportunità di esprimere la propria opinione e a tutti i cittadini anche l'opportunità di partecipare e di interessarsi.